Occupiamoci adesso del trasporto locale in crisi, aziende del servizio sul gomma sull'orlo del collasso. A Padova summit dei vertici delle società di molti comuni veneti lamentano conti in rosso e mancanza di fondi. Le aziende del trasporto pubblico su gomma del Veneto sono alla canna del gas. Dal 2009 tagliati i costi di gestione, personale, chilometri percorsi, aumentati anche i biglietti. Quest'anno la Regione vuol tagliare ancora 30 milioni in meno rispetto al 2010. La Regione ha rivisto la posizione destinando, sembra, stiamo parlando di ipotesi perché non abbiamo dati certi, altri 10 milioni. Abbiamo ancora detto che sarebbe stato comunque un disastro. Noi chiediamo con forza almeno gli stessi soldi dell'anno scorso. E diventa un problema sociale, i cittadini non avranno più i mezzi pubblici per spostarsi, per andare a lavorare e neanche i ragazzi potranno più andare a scuola. Pensate di dover tagliare anche posti di lavoro? Assolutamente, se verrà tagliato del 20% il nostro servizio dovremo tagliare il 20% dei nostri posti di lavoro, che equivale a circa un 60 dipendenti solo alla nostra azienda. Nel Veneto il corrispettivo che va alle aziende è di 1,20 € a chilometro, ben più basso di altre regioni dove si arriva fino a 3 € a chilometro. È da anni che la situazione è così grave per il Veneto. È chiaro che quest'anno, avendo questi ulteriori tagli, si sente in maniera grave e, come abbiamo visto, molte aziende quest'anno chiuderanno sicuramente in passivo i propri bilanci. E dire che la richiesta c'è, i passeggeri sono in aumento. Le 12 aziende del trasporto pubblico da Padova lanciano una raccolta di firme per poter ricorrere al Consiglio di Stato. La Regione Veneto ha con le aziende e con gli enti locali un contratto di servizio che prevede un tot chilometri per tot euro, che non viene rispettato.